Siamo sotto il salone, una zona che tu conosci perché fai la cuoca e hai vinto un importante concorso nazionale che si chiama Extra Cuoca, è così? Sì, è così. È un secondo piatto a base di sgombro marinato all'olio. La cuoca professionista la faccio da qualche anno, dal 2018, anche se nel 2019 ho voluto proprio diplomarmi cuoca. Nella vita ho avuto tante passioni, dalla musica alla comunicazione. Diciamo che proprio in quegli anni lì è stato fondamentale per me ritrovare un passaggio nei confronti dei ricordi di quando ero bambina e di conseguenza ho lasciato che questi ricordi prendessero forma. Mare d'olio è un piatto di sgombro marinato all'olio con pesto di carletti, pane all'olio e cipolle rosse e bianche in agrodolce. Allora, io sono uno chef a domicilio, quindi vengo chiamata a ricevimenti, pranzi e cene in abitazioni o ad eventi. Le persone che ti chiamano possono chiederti qualunque cosa, da mangiare sua pasta asciutta? Assolutamente bistecche, sì, fai sì. tutto tu? Beh, diciamo che la bistecca non è proprio il mio ideale, però volendo anche sicuramente una bella fai di bistecca tutto. al sangue. Tu fai di tutto. Faccio di tutto, anche la pasta fatta in casa, il pane. Adoro fare il pesce, però dai, adoro fare il pesce e lavorare con le verdure. È il tuo piatto preferito, proprio quello che ti mangi tu quando te lo fai, dici che è buona questa cosa che ho fatto? Il risotto, ecco, io il risotto con qualsiasi cosa, l'ho fatto anche con il mandorlato. Col mandorlato? Col mandorlato, sì. Cioè ti inventi queste cose? Sì, sì. E allora grazie, buongiorno Mattino. Grazie, buongiorno Mattino.